Buongiorno a tutti, eccoci qua a una nuova puntata su Veneto Globe di arte, cultura e. Oggi, come vedete alle nostre spalle, abbiamo le colline di Conegliano e quindi il nostro tema verte un po' sulla nostra città, insomma, sul territorio nostro locale, con un ospite interessante, però non ve lo dico subito, ve lo dico subito dopo la pubblicità, quindi non andate via, tornate subito. Eccoci tornati. Allora, io vorrei presentare la mia ospite, che è qui con me, e anche una bellissima donna. Ciao Romina, io vorrei presentarvi Romina Borsoi, che è presidente Avis della Comunale di Conegliano, dal 1° aprile dell'anno scorso, vero? Da aprile del 2021, sì. Bene, complimenti, perché Grazie. sei la prima presidente donna Avis, quindi. Certo, innanzitutto ti saluto Valentina, Grazie. per il tuo invito, sono Figurati. molto felice di essere presente nella tua trasmissione. Saluto tutti i telespettatori. Sono qui per parlare di Avis della Comunale di Conegliano. Ovviamente la mia è una presidenza nuova al femminile. Nel nostro consiglio direttivo sono presenti diverse donne attive, molto propositive. E Avis ha una realtà molto antica Certo. nella nostra comunale di Conegliano e di conseguenza è conosciuta un po' da tutti. È una comunale molto grande perché ha quasi 4.000 iscritti. Un bel traguardo. Certo, nella provincia di Treviso siamo i più grandi e quindi anche una responsabilità notevole come Certo. presidenza, perché c'è molto lavoro da fare e ci sono anche tante iniziative da curare proprio per poter promuovere il dono del sangue, che è molto molto importante. Esatto, è importante come tematica perché la donazione bisognerebbe sensibilizzare magari di più le persone anche su questo lato e l'importanza secondo me è proprio nel donare il sangue e quindi far parte anche dell'associazione vostra che può aiutare, sembra banale ma anche un piccolo gesto può aiutare una vita, a volte non pensiamo che il nostro contributo può essere importante. Allora, il sangue è un farmaco insostituibile, quindi non esiste nessuna soluzione chimica che possa realizzare il sangue. Certo. Di conseguenza l'unico modo per poterlo avere in caso di necessità è attraverso una trasfusione. L'AVI si occupa proprio di organizzare il sistema di raccolta ed è per questo che è nata questa associazione, in modo tale che i donatori iscritti all'AVIS possano essere contattati e anche gestiti in tutta quella che è la fase della donazione, quindi dalla prenotazione all'arrivo in ospedale, l'accoglienza, il servizio di donazione e poi la fase successiva una volta che si è donati. Esiste un'accoglienza che cura nei dettagli proprio la persona che arriva a donare, Certo. quindi il donatore è coccolato. Anche se purtroppo devo dire tra il 2020 e il 2021 ci sono stati dei forti limiti in questa attività proprio per l'impossibilità di gestire il contatto diretto col donatore. Speriamo di poter ritornare in Certo. un momento più felice ad essere anche proprio più vicini. Sì, anche perché questo è stato un periodo, e ne stiamo ancora uscendo, questo periodo di pandemia che penso che abbia inciso molto anche
nella vostra associazione? La pandemia Sì. purtroppo ha diminuito notevolmente il numero di donazioni. Nel 2021 abbiamo avuto un calo del 10%, l'Avis provinciale e tutte le Avis comunali si sono fatte promotrici di appelli per far tornare i donatori che ovviamente avevano paura di accedere agli ospedali. In realtà il reparto del centro trasfusionale è molto sicuro, come sono sicuri tutti i reparti, i controlli sono numerosissimi e quindi non c'è nulla da temere in più di quello che si teme in una normale vita comune. È importante quello che tu dici, Romina, anche per rassicurare le persone, perché in questo periodo qua penso che la gente o comunque anche coloro che vogliono fare anche proprio e anche entrare proprio anche nell'associazione devono essere messi a parte al corrente di tutto quanto, ma anche avere la possibilità e quindi di essere informati che non c'è niente di aver paura, ma che no, infatti allora questo è un io po' di lancio proprio lanciamo questo messaggio, questo ecco, messaggio appello. È un appello proprio per invogliare, non vorrei dire Esatto. stimolare, ma invogliare le persone ad avvicinarsi all'Avis. Adesso gli ospedali sono ripartiti con gli interventi, con le sale operatorie, anche i piccoli interventi, di conseguenza ogni sala operatoria comunque deve prevedere la presenza di sacche di sangue in caso di bisogno. Questo fa sì che la richiesta da parte anche dei centri trasfusionali sia maggiore. Qual è il problema se non c'è sangue? Che bisogna approvvigionarlo da altre regioni e approvvigionarlo da altre regioni significa anche un costo. Io credo che il più grande gesto di solidarietà che possiamo fare in questo momento è proprio quello di disporci nei confronti del prossimo in maniera propositiva, cioè pensare che il nostro dono fa bene a tutti e in primis a chi ne ha diretto bisogno. Poi l'associazione è anche un momento di unione tra le persone, quindi non è solo andare in ospedale a donare, ma anche magari far parte di un gruppo che organizza eventi, che organizza il pranzo sociale, che organizza delle manifestazioni. Purtroppo mi rifaccio sempre al periodo che è stato poco felice per questo, ma nel momento in cui si ripartirà con una vita normale abbiamo eventi in piazza, abbiamo la tradizionale marcia dell'Avis che quest'anno è programmata per il 15 di maggio, speriamo di riuscire a farla, ma penso di sì, la stiamo organizzando. Nel periodo autunnale partecipiamo all'Autunno Coneglianese, siamo presenti con i nostri banchetti alla festa delle associazioni, alla festa dell'uva. Inoltre a Natale di solito concludiamo la nostra attività con un bellissimo concerto a cui sono invitate le scuole di musica di Conegliano oppure cantanti o addirittura poeti che interpretano poesie. Abbiamo avuto diversi artisti e sono stati sempre momenti molto belli. Molto bello, infatti vi faccio molti complimenti, proprio che il concerto li ho sempre partecipato tutti quanti e mi mancano anche cioè, questi appuntamenti. Esatto, perché danno proprio questo calore e anche nell'organizzazione, a parte stare comunque vicino alle persone che si danno una mano, che si aiutano, che donano, ma non soltanto loro, perché comunque è tutta la collettività che è interessata e quindi è bello vedere che in un momento del genere comunque le persone apprezzano e sono felici perché comunque passano delle ore belle, perché poi alla fine del concerto comunque c'è un po' di allegria assieme, perché si Io mangia penso insieme, anche si beve un po', è proprio questa convivialità. Certo, io penso anche Bella. che nell'Avis ci potrebbero entrare anche le persone meno giovani. Penso a questo perché io che sono mamma e tra l'altro anche lavoro, non è sempre facile conciliare tutto questo con attività di volontariato e il supporto magari di persone che hanno più tempo, che possono dedicarsi, che possono anche in termini pratici proprio dare una mano, sarebbe molto utile, allontanerebbe dalla noia e secondo me darebbe un senso maggiore anche alla vita stessa. Certo, ma anche per loro stessi magari possono trovare un modo dove occupare il tempo e sentirsi importanti e utili anche certo, per ma gli altri. Diciamo che questo appello è
per i giovani nel venire a Certo. donare e per i meno giovani nel dare una mano all'associazione, che è un'associazione viva, che insomma organizza tante cose, anche proprio per dare un motivo in più alla propria vita. Ecco. Bello questo qua, bellissimo appello, bellissime parole Romina, infatti mi auguro che tra le persone che ci stanno guardando, penso che siano interessate e sicuramente avrai qualche nuovo volto. Mi farebbe molto piacere. Che arriverà, io sono Abbiamo sicura. un ufficio a Conegliano presso il quale possono rivolgersi, l'ufficio Avis, che è all'interno dell'ospedale, proprio adiacente al centro trasfusionale. Quindi La avete porta è capito aperta. l'importanza nel donare, perché cioè, donare è meglio che ricevere, però Certo, una è volta... importante entrambi, però donare ci fa star meglio. Certo, una volta che poi queste persone si recano presso il nostro ufficio, vengono informate di tutta la procedura, sia per quanto riguarda la donazione che per la gestione del volontariato. Abbiamo una segretaria che dà qualsiasi tipo di informazione e poi ci sono i medici per quanto riguarda le idoneità e qualsiasi domanda possa essere fatta. Bello, brava, veramente complimenti, io ti auguro tante belle cose e di proseguire e di evolvervi ancora di più con questa vostra attività, associazione, comunque importante per l'individuo, per le persone, per la collettività. E è importante perché a volte noi ci troviamo in certe circostanze o comunque che dipendono anche non dipendono da noi, però noi invece possiamo fare tanto e basta un nostro gesto per salvare una vita e non ce ne rendiamo neanche conto. E l'importanza anche nel sentirti te raccontare, comunque dire e anche fare questo bellissimo appello e anche descrivere tutto ciò che avviene all'interno è molto importante anche per le persone che ci stanno seguendo e quindi per far capire anche la solidarietà, la solidità dell'associazione e tutto ciò che ne circonda, insomma. E poi non ti dimentichiamo che è L'utilità. una tradizione, ci sono famiglie che hanno 3 generazioni di donatori, quindi nonni, padri e figli, quindi questo è molto importante. Esatto, quindi donate se potete, donate che fa bene. E soprattutto fate una vita sana. Esatto, non soltanto donando il sangue, ma anche, non so, come si può dire, anche andando in bicicletta magari Certo. per le nostre colline, il nostro territorio. Certo. Perché mi sembra che tu ti occupi anche di qualcos'altro, Certo. vero? Romina? Infatti ho citato prima che oltre che occuparmi di volontariato lavoro anche e io lavoro presso l'azienda Motori che si trova a Vittorio Veneto e nonostante io sia comunque una coneglianese trapiantata a Vittorio Veneto, ma resto fedelmente coneglianese col cuore e questa azienda si occupa da un bel po' di anni del mondo delle e-bike. Allora, perché ho voluto allacciare questo argomento con il precedente? Perché comunque parliamo di benessere, parliamo di salute, parliamo di star bene. Anche se poi il nostro sangue alla fine va a un ammalato, noi dobbiamo prepararci a questo atto di dono con una salute buona e con anche uno stile di vita che fa star bene noi e rende il nostro sangue migliore. Di conseguenza mi permetto di un po' stimolare i nostri telespettatori con la curiosità nel cercare cosa sono le e-bike se non le conoscono e nel poterne valutare tutti i benefici. Noi qui dietro abbiamo uno splendido paesaggio sì. delle colline dell'UNESCO. Che poi diventate, come dobbiamo ripeterlo, che è importante, dal 7 luglio 2019 patrimonio dell'UNESCO, quindi è una grande importanza e un grande onore che ci fa. Certo, è un incanto questo luogo che è esplorabile, percorribile proprio in bicicletta. Ci sono tanti tour che partono dalla zona di Valdobbiadre, ma anche da Vittorio Veneto, da Cison di Valmarino o addirittura partono anche da Conegliano e che raggiungono questa località dove appunto si può percorrere in lungo e in largo con un'attrezzatura adeguata che è appunto un'e-bike. L'e-bike è un mezzo, è una bicicletta pedalata assistita. Cosa significa? Significa che è dotata di un motore elettrico che supporta la pedalata, quindi non è un motorino, non funziona da sola, comunque l'attività fisica c'è, ci sono vari livelli di assistenza e in base alle difficoltà che una persona incontra richiede l'ausilio del motore.
Queste biciclette hanno delle performance notevoli, anche perché permettono di fare percorsi più lunghi rispetto a quella che può essere un'autonomia di un fisico normale, soprattutto se non è poi giovanissimo. E inoltre riducono lo sforzo eccessivo. Cosa significa? Che il corpo è meno sotto stress, quindi può comunque fare attività fisica senza andare a gravare magari sull'aspetto cardiaco piuttosto che altri disturbi che può avere fisiologicamente una persona, dolori o altro tipo di patologie. E diventa una piacevole esperienza all'aria aperta che rigenera lo spirito e rigenera il corpo. È importantissimo questa cosa qua, anche perché vivendo poi in questo periodo, oltretutto, mascherine, chiusi in casa, siamo venuti dal lockdown, sentiamo più l'esigenza di star fuori, di stare all'aria, di stare in mezzo alla natura, di rigenerarsi totalmente. E credo che questa attività, questo modo di esplorare la natura sia valido, molto valido, e sia ideale secondo me, proprio perché combina bene lo sforzo fisico e anche il rilassamento, credo. Certo, c'è da dire anche che durante il periodo di lockdown tutti gli sport al chiuso erano stati fortemente limitati, sono addirittura completamente aboliti. Il mondo della bici elettrica, del ciclismo in generale, poi anche muscolare, del trekking a piedi, del trekking in montagna è stato comunque concesso, e questo ha portato molte persone che prima facevano esclusivamente sport al chiuso ad aprirsi alla natura, perché poi quando si entra in questi ambienti naturali si scoprono anche tante cose che non si conoscevano. Poi noi abbiamo dei posti meravigliosi, perché a parte io che ho una passione per le moto ma anche per le vespe, quindi ogni tanto mi capita di passare, di fare i giri, di andare su, dove anche passare per Refrontor, quindi farmi tutti i giretti che abbiamo qua attorno con i limitrofi, proprio non solo a Conegliano, e queste nostre zone sono bellissime. E allora farle comunque c'è, o comunque anche a piedi, per Conegliano, abbiamo tanti sentieri anche qua, molti non esplorati, perché io ne conosco persone che fanno passeggiate o fanno corse, e sempre qua a Conegliano o comunque anche limitrofi, ma sono posti che io non ci sono mai stata, ma tanti non sono mai stati. Eppure con la voglia, perché comunque è anche la passione che ti porta a esplorare, Certo. e a vedere cose nuove, portano in questi posticini e dicono in un angolo qua attorno, non serve andare chissà dove, noi qua siamo circondati dalle meraviglie, basterebbe soltanto avere quell'attimo di tempo e di dire io adesso mi fermo e inizio a respirare ciò che ho attorno a me prima di andare oltre, e quindi inizi questo cammino che puoi farlo a piedi, in bici, in moto, e con queste e-bike secondo me sono una cosa rivoluzionaria, una cosa bella, Beh, io molto bella, molto valida. ho assistito a più esperienze di persone che mi hanno riferito di essere rinate perché sono uscite di casa pian pianino, un po' alla volta, comprendendo anche il meccanismo, il funzionamento, che non è difficile, però comunque va adattato ad ogni persona. Ogni persona ha un ritmo e con un e-bike si può adattare. Quindi non facendo un ulteriore sforzo, anche chi può avere qualche problematica comunque... Chi ha qualche problematica può fare 100 km in bicicletta, Ok. senza neanche sentire il peso di averli fatti, ma ritornando a casa rigenerato, perché comunque la mobilità articolare avviene, comunque un minimo di sforzo fisico che è richiesto dalla pedalata stessa, bisogna farlo. E con questo mi riallaccio, parlando di paesaggio, al fatto che comunque abbiamo una Venezia-Monaco che arriva da Monaco di Baviera e prosegue fino al mare, e io assisto a veramente fiumi di persone che arrivano durante l'estate percorrendo questa via ciclabile che ovviamente passa anche le Dolomiti, e non ci rendiamo conto di quanto la bicicletta sia invece uno sport importantissimo all'estero. Tant'è vero che in certi paesi si utilizza come mezzo di trasporto urbano. Esatto, sì, e questo è vero. Ecco, E noi diciamo forse la sottovalutiamo un po' come mezzo di trasporto qua. quindi abbiamo anche un territorio che turisticamente è veramente importante, notevole e in forte sviluppo.
Tra i sentieri della zona, quali sono quello magari preferibilmente che la gente o le persone apprezza di più o che richiede, quello più richiesto magari? Beh, noi abbiamo due tappe fondamentali, Valdobbiadene, quindi colline Ok. di Valdobbiadene, passando per Cison di Valmarino, che è una perla, è un borgo fra i più belli beh, sì. d'Italia, e poi abbiamo l'altopiano del Cansiglio. Ah, ok, L'altopiano sì. del Cansiglio con la foresta del Cansiglio, che è una riserva, lì abbiamo tra l'altro percorsi anche semplici, Sì. quindi ben segnalati e quindi esistono delle mappe vere e proprie da consultare, non è difficile muoversi nel nostro territorio. E poi abbiamo i centri storici, quindi Conegliano, il Castello, Vittorio Veneto, Serravalle, Giusto, Ceneda, sì. oppure anche i nostri paesi che sono raggiungibili magari una domenica comodamente, visitabili senza dover per forza immettersi in un traffico urbano, ma magari per sentieri collinari. È bellissimo. Bello, molto bello anche per le famiglie stesse. Certo. Anche la domenica. Si possono noleggiare, ad esempio nell'azienda per cui lavoro, ripeto, questo è a bello, Vittorio è Veneto, interessante. si possono noleggiare e quindi, essendo l'acquisto di un e-bike comunque un impegno economico, Esatto. perché non sono economicissime, però si possono noleggiare, quindi magari in casa uno l'acquista e gli altri la noleggiano e diventa una cosa più gestibile. Comunque, considerando i weekend di un'estate che si possono impegnare, alla fine il costo non è neanche tanto. Beh, casomai se anch'io volessi provarle o con le Certo, mie figlie, sei oppure invitata. vengo a trovarti sicuro, Certo. quindi se anche voi avrete voglia di provare queste e-bike, se non le avete ancora provate, vi consiglio di andare a trovare Romina, Certo. che vi consiglia al meglio, poi non soltanto per lei, ma per voi, insomma, perché è Ma importante. soprattutto perché, per dire, il noleggio nella nostra sì. azienda è concepito più che altro per far provare le persone questa mobilità nuova, È alternativa. bello questa Sì. opportunità Certo. che possano avere le persone anche. Quindi un motivo in più oltre perché stiamo meglio, quindi per la nostra salute, quindi un motivo in più ancora per scegliere questo tipo di sport o comunque, come possiamo dirlo, anche Attività fisica. può diventare anche un hobby. Certo, Può diventare anche un certo. hobby. Quindi è diverso, quindi è a metà tra una bicicletta tradizionale, una camminata. Beh, è anche bello vedere che tante persone, tanti giovani soprattutto, per eliminare un'auto in casa hanno utilizzato le bike per lo spostamento al lavoro. Mi è capitato anche professionisti che mi hanno richiesto una bicicletta più prestante, con batterie con più autonomia, per poter percorrere percorsi. Per dire, l'ultimo signore che mi è capitato da Vittorio Veneto lavora a Susegana, faceva Ok. Vittorio Veneto Susegana tutto in bicicletta ogni giorno. Sempre cose belle dove Novità. esatto, dove c'è possibile respirare l'aria che ci sta attorno. Ma una persona serena che fa attività fisica, che va a donare il sangue, che mangia bene, che rispetta il proprio corpo, è una persona felice. Esatto, perché poi dipende tutto dalla mente anche, no? Certo. Questo aiuta a rigenerare la mente. Certo. Quindi ascoltiamo i consigli di Romina e tutto ciò che abbiamo parlato oggi spero vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento. Ricordatevi di donare, che è molto importante e vi rende più felici, e anche di fare qualche giro con le bike, quindi Certo. scoprire i nostri territori e i nostri territori limitrofi. E io adesso voglio salutare tutti voi, saluto Romina perché sei stata qua con me ospite. Grazie. È stato un piacere averti qua Grazie. e poi ci rivedremo presto. Presto. Grazie. E salutiamo anche voi.
Grazie mille per essere stati con noi in quest'altra puntata di Arte, Cultura e qui su Veneto Globe. E ci rivediamo la prossima settimana, sempre qui. Ciao!